una pianta rara, un'istretta e mano, ma con vera simpatia, residente cara, figlioli di Ammanzano, residente cara, con vera simpatia, un'istretta e mano. Questa ventana mia, un'istretta e mano, residente cara, con vera simpatia. Ed un avviatore sentito arrivare dai su e un avviatore so che sa augurare giochi su un presente ammannoso e minore e devi arrivare ammannoso e minore giochi su un presente perché so salutare. E dai su continente perché so salutare ammannoso e minore su chi sono presente. So che sono presente. E bravo Pauletto, un bel applauso e bravissimi ragazzini vi hanno dedicato questa parte del canto sardo. Allora si congedono da voi dedicandovi una bella corsicana. Siamo proprio a Soros dove la prima volta nella storia del canto sardo fu cantata la corsicana da un grande come Cicchetto Mannoni, e quindi auguriamo loro che proprio sia di auspicio per una lunga e bellissima carriera. Li salutiamo con un altro fortissimo applauso per Pauletto Senes, Sara Tanda, Lorenzo Niolo, Monica Sogos. Vi dedicano per terminare una bella corsicana.
cuor bella bambina. Vieni a riposare la sera sul mio cuor bella bambina. Poletto, bravissimo e instancabile, un bel applauso. Gli stiamo insegnando io e Torre Mazzao tante cose perché è un ragazzino che lo merita, ha una grande passione, una grande serietà, una grande modestia e farà sicuramente una bellissima carriera. Come altrettanto sono stati bravissimi i ragazzini di Villanova e la ragazzina di Ozieri, cui abbiamo detto un bel applauso, glielo rifacciamo ancora perché se lo meritano, magari vi vogliono anche salutare loro personalmente dal microfono. Risalutiamo Sara Tanda, la ringraziamo per la sua dolce e bellissima presenza qua in questa bella serata. Un bel applauso lo dedichiamo per Lorenzo Niolo. Monica Sogos. Un bel applauso lo meritano anche chi gli segue come maestri di canto sardo nella scuola civica di Villanova Monteleone con la collaborazione dell'Associazione Culturale Cantatore Terra. Un grazie anche va rivolto per Emanuele Bazzoni, Marco Manca e la famiglia che tanto amano la passione del canto sardo, quindi un ringraziamento anche ai loro istruttori e anche un ringraziamento per l'allieva Sara Tanda e per gli altri che seguiranno al grande maestro che con grande passione, oltre il cantar bene da tanti anni, anche si dedica per le scuole del canto a chitarra, il maestro Tino Bazzoni. Facciamo un bel applauso. Allora, prima di congedare questi bellissimi, bravissimi ragazzini, anche il comitato organizzatore con l'organizzazione tutta in genere gli vuole regalare un bel pensierino perché è meritato per la loro straordinaria bravura. Un bel applauso, grazie. 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 Vorrei festeggiare con tutti l'onomastico di Sant'Antonio e dei miei genitori perché si chiamano Antonio e Antonella. Bel pensiero. Ho dedicato le mie canzoni a mio padre perché oggi è il suo compleanno. Allora hanno invitato tutto a buffare. Voglio dedicare questa canzone a Tino Bazzoni e ai miei genitori che mi hanno aiutato ad apprendere il canto sardo. Pensieri bellissimi venuti dal cuore di questi ragazzi che amano veramente la nostra bella tradizione. Mentre si congedano da noi li salutiamo con un applauso fortissimo, devono portare proprio la data di stasera come il loro esordio in un paese importante della tradizione di fronte a un pubblico che ama e diffonde ovunque il canto sardo. Ringraziamoli, un applauso fortissimo per questi ragazzi che meritano tanto.